Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del bando Sportivamente Più. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico Veneto. Andremo anche oggi a scoprire una nuova disciplina olimpica con il nostro amico, il presidente Ruggero Vilnai. Ciao Ruggero, come stai? Carissimo, molto bene. Allora, oggi incontreremo un dirigente molto importante perché ci spiegherà la disciplina della canoa. Chi incontriamo? Oggi parliamo appunto di canoa, incontriamo un personaggio davvero perché è stato atleta, lo è ancora, è fatto anche presidente regionale, ma è anche un tecnico paralimpico e quindi sono certo che sarà convincente ad avvicinare persone con disabilità anche a questa disciplina. Allora, andiamo ad incontrare Andrea Bedin subito dopo lo stacco per invogliare i nostri ragazzi a partecipare agli sport paralimpici. Lo sport è per tutti, per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Ti aspettiamo, contattaci. Ed eccoci ritornati in studio a parlare di canoa e di paracanoa. Con noi abbiamo un ospite importantissimo, è un ex Fiamme Gialle, quindi un atleta, ha organizzato nel 2008 la gara internazionale di canoa, di velocità, poi ha organizzato anche 2 europei e 2 mondiali. Ecco, con noi abbiamo Andrea Bedin. Benvenuto. Benvenuti a voi. Allora Andrea, parliamo di canoa e paracanoa, soprattutto paracanoa. Siamo nelle puntate del CIP, il Comitato Italiano Paralimpico Veneto, e dobbiamo raccontare anche l'esito di Parigi com'è questo sport della canoa. Allora, se sei d'accordo, intanto direi diamoci del tu, siamo sportivi, andiamo meglio col tu. Se sei d'accordo, chiederei alla regia di mandare il video che ci racconta che cos'è questo sport. La paracanoa nasce nel 2009 su iniziativa della Federazione Internazionale di Canoa per offrire alle persone con disabilità la possibilità di competere ai massimi livelli in questa disciplina. Il debutto alle Paralimpiadi è avvenuto a Rio de Janeiro 2016. Gli atleti gareggiano su kayak lungo un percorso di 200 metri su acqua piatta alla massima velocità possibile. Si allineano allo start e partono dal cancelletto appena emesso il segnale elettronico. I kayak hanno una lunghezza fino a 5,2 metri, con una larghezza minima di 50 cm e peso minimo di 12 kg. Sono monoposto. L'atleta, rivolto verso il traguardo, pagaia lungo il percorso. Usano una pagaia che viene immersa in acqua in modo alternato da un lato all'altro dell'imbarcazione, per creare un movimento equilibrato in avanti. Accumulano punti di classificazione in base alla loro capacità di muovere le gambe e il busto e sulla base della valutazione in acqua. Più alto è il numero dei punti assegnati, minore la disabilità degli atleti. Sono 3 le classi di competizione. KL1 fino a 3 punti, KL2 da 4 a 7 punti e KL3 da 8 a 9 punti. Gli ufficiali di gara, sia in acqua che a secco, garantiscono che la gara rispecchi gli standard internazionali. Raccontaci un po' da sportivo, ma anche da manager sportivo, questo sport. Ma innanzitutto paracanoa proprio perché abbiamo l'avvicinamento di atleti che eventualmente già praticavano l'attività di canoa
e hanno subito un infortunio, oppure anche di atleti che, incuriositi da questa specialità, iniziano l'attività della canoa. La canoa ha un grande vantaggio, il fatto che nel momento in cui tu competi e anche visivamente ti sembra di essere una persona, diciamo, atleta a 360 gradi. Ricordo di una cara amica proprio che mi disse: Andrea, andare in canoa è fantastico, potrebbero anche dirmi che io sia una persona completamente dotata, anche perché vedono il mio busto che si muove, la mia pagaia che ruota, quindi è una sensazione fantastica. Poi ci sono ragazzi che si impegnano proprio a livello agonistico, come quelli che hanno avuto le loro competizioni a Parigi e hanno elevato ormai il tasso tecnico, in particolare in Italia siamo tra le prime nazioni. Quest'anno è mancata la medaglia, però abbiamo avuto ben 3 atleti in finale con ottimi risultati. Ecco, ne parlavamo prima della trasmissione, come un po' in tutti gli sport, c'è questa grande preparazione e poi nel giro di poco tempo ci si gioca tutto. Quanto dura una gara di canoa? Allora, che lunghezza? In questo caso, nella paracanoa, la distanza che è stata scelta è quella di 200 metri, sia per una questione, diciamo, anche di ripresa televisiva, sia per la durata, perché è circa 1 minuto. È un grande sforzo per gli atleti. Giustamente si fanno ore e ore di allenamenti, giustamente in canoa si va fuori all'aria aperta e quindi anche con intemperie, e quindi questi ragazzi affrontano sia bellissime giornate di sole ma anche giornate di vento e di pioggia. E mi raccontavi anche come anche le riprese adesso sono cambiate, utilizzate perfino i droni, certo, dove si percepisce il gesto atletico ma anche il volto, certo, dell'atleta, no? Come organizzatore ma anche come promotore, ma non solo della canoa, diciamo, a 360, ma in questo caso anche della paracanoa, io ho cercato proprio di andare un po' oltre quello che è la tipica ripresa piatta dello scorrimento delle gare, nel senso che utilizzo la tecnologia riusciamo anche a inquadrare l'atleta nel minimo dettaglio, e in particolare nella paracanoa andiamo a vedere proprio quanta capacità mette l'atleta nell'affrontare non solo le normali emozioni di competizione, ma anche le emozioni che sono intorno, quelle ambientali, anche perché il vento più forte o la raffica oppure la situazione di onda è sentita molto di più dall'atleta diciamo in canoa per i disabili, piuttosto che dall'atleta che normalmente ha più capacità e sensibilità. Bene, quindi uno sport non proprio facilissimo, però è aperto comunque a tutti, giusto? Ci sono diverse categorie, diverse modalità di approcciarsi. Allora, la classificazione è una classificazione dove si va verso l'agonismo. Come io ho imparato e insegno anche ai miei ragazzi, l'agonismo non è altro che un'evoluzione del gioco, il gioco con le regole. Però anche vengo da sabato scorso, dove abbiamo fatto un bel open day a Venezia, a Mestre, a San Giuliano, e ragazzi che normalmente hanno la loro disabilità sono scesi in canoa, si sono divertiti, vedremo se fra loro ci sono dei futuri campioni. Ecco, è interessante. Quindi ci sono proprio degli open day, lo diciamo per i ragazzi che sono a casa e per i genitori dei ragazzi che devono spingere questi ragazzi fuori di casa. E questi open day vuol dire che possono venire, provare, vedere, rendersi un po' conto. Certo, ma queste sono grandissime opportunità. Io in questo momento qui, tra il Comitato Paralimpico, in questo caso quello veneto, per noi di riferimento, io penso che l'approccio sia semplicissimo di contatto. Poi giustamente a seconda del tipo di disabilità si passa attraverso l'INAIL, si può arrivare anche alla federazione, in questo caso per noi la Federazione Italiana della Canoa Kayak. È normale che se si vuole competere poi ci sono delle regole, si cresce, ma comunque ci si diverte sempre. Esatto. Allora, all'insegna di quello che è il divertimento, di questa esperienza, io raccomando sempre, come in ogni puntata, di contattare il numero di telefono. Lo vedete sempre in sovraimpressione, c'è anche un indirizzo email. Contattate il CIP, perché il CIP vi aiuterà, vi guiderà nel indirizzarvi nella disciplina più opportuna, in questo caso la canoa, magari nel centro più comodo, più vicino, a seconda di dove vi trovate, e magari dandovi già qualche indicazione pratica in base al tipo di sport che può fare i vostri ragazzi. Io ringrazio di essere stato con noi il nostro Andrea Bedin. Io ringrazio voi. Grazie, lo saluto.
salutiamo e vi aspettiamo la settimana prossima con un'altra disciplina olimpica promossa dal CIP. Chissà quale sarà, seguiteci. Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando Sportivamente Più.